Oggi vi racconto una storia di vita bellissima e dolcissima. È come tagliare il formaggio. Ciao ragazzi, mi trovo a Camonda, una frazione di Requaro Terme nel Vicentino, e quella che vedete laggiù al lavoro sui suoi alveari è Valentina, una apicoltrice per passione. Valentina ha alle spalle una storia molto particolare e anche molto intensa. Lei è di origine rumena e per arrivare qui ai livelli dove è arrivata oggi ha dovuto sudare le sue proverbiali 7 camicie, ma tra poco ve la racconterò questa storia. Intanto partiamo da quello che stiamo vedendo, ovvero dal miele, il miele smielato, per l'appunto, prodotto in autunno. Ma allora si smiela anche in autunno? Certo, non sempre. Se sei fortunato riesci anche a smielare in autunno e l'ultimo miele che si riesce a fare è quello di Edera. Che è quello che stiamo facendo oggi. È quello che stiamo facendo oggi e che poi l'hai anche assaggiato, tra l'altro. Com'è? Buonissimo, vero? È eccezionale. E non è proprio il massimo. Fa conto che questo miele, adesso l'hai visto che è tanto liquido, no? Sì. In giro di 24 ore, al massimo 48 ore, lui diventa un blocco, proprio diventa bianco. Ah. Sì, e poi dura tutto il periodo fino all'anno prossimo, però deve essere mantenuto sempre in frigo o comunque a una temperatura molto bassa, perché se no, essendo miele fatto in ultima, dove è proprio la tipologia di nettare fatto così, non riesce ad avere un'asciugatura rapida, perciò anche questa cristallizzazione del nettare, che poi deve tenerlo in frigo e lo consumi in giro dell'anno, è proprio una crema. Da dove arriva tutta questa conoscenza sul mondo delle api e del miele? È una storia lunga, però a un certo punto ho capito che era la mia vita, cioè la mia vita, era quello che avrei fatto volentieri nella mia vita come passione. Al momento non voglio farlo come lavoro, perché farlo come lavoro vuol dire diventare monotonia e io le api per me non vogliono che diventino monotonia, devono essere, ogni stagione che parto per me deve essere una cosa mai vista, tutto nuovo, perciò l'ho sempre mantenuto a livello passione. Valentina arriva dalla Romania, approdò qui a Requaro circa una ventina di anni fa insieme a un'amica. Se ne andò dalla Romania per esplorare il mondo, per vedere cosa c'era al di là dei propri confini, che sentiva ormai stretti, come mi ha confidato. E quando arrivò qui, cominciò il suo viaggio alla ricerca non soltanto di un'occupazione, ma soprattutto di se stessa. Non furono tempi facili, perché 20 anni fa c'era molta diffidenza nei confronti di chi arrivava dall'est. Ma lei seppe piano piano integrarsi. Cominciò a lavorare e non solo, siccome gli studi che aveva fatto in Romania qui in Italia non vennero considerati validi, li rifece. Quindi prese il diploma all'Istituto Alberghiero qui di Requaro e recentemente ha conseguito anche il diploma come tecnico superiore della produzione agroalimentare, con una specializzazione particolare per la filiera del caseario e delle piccole produzioni locali in ambito montano e pedemontano. E vi assicuro che arrivare a quei risultati lì non è affatto una cosa semplice. Insomma, un passato intenso, con una voglia continua di sfidare la vita e se stessa, senza mai arrendersi, fino ad arrivare anche ad innamorarsi del mondo delle api e del miele, una passione nata quasi per caso, frequentando un corso organizzato proprio qui a Requaro. Posso dire che il miele è stata un po' anche un'occasione di riscatto per la tua vita? Sì, per me questa passione l'ho coltivato nel tempo, però quando sono partita per me doveva essere proprio il lavoro che avrei fatto, visto che a un certo punto il mio percorso lavorativo, diventando anche mamma, avrei dovuto metterlo un po' da parte. Perciò era quella cosa che mi avrebbe dato la libertà di poter lavorare, ma anche guardare i miei figli, godermeli, vederli crescere. E questa mi ha aiutato tantissimo, anche perché mio marito era sempre in giro per lavoro, perciò il genitore deve essere sempre a casa. Perciò o stava a casa lui e faceva il mammo, o facevo io la mamma.
Perciò abbiamo scelto così. Io mi sono veramente godesta i miei figli, li ho visto crescere, sono sempre stata presente per quanto, insomma, per quanto si può. E nello stesso momento ho coltivato la mia passione, ho sempre ampliato questo campo per quanto riguarda l'ape, l'apicoltura, e a un certo punto ho deciso addirittura di fare il mio laboratorio, di centrare gran parte della mia attività lavorativa a livello passione sulle api. Vedete questo stabile? Nacque in origine come casa cantoniera durante l'impero austro-ungarico, per poi diventare una scuola elementare in una località che si chiama Al Riposo. E perché? Perché una volta non c'era una strada che collegava Valdagno a Requaro, i cavalli arrivavano fino qui, si fermavano, si abbeveravano e le persone si riposavano. Per questo località Riposo. Poi divenne una scuola elementare e oggi è il laboratorio che lei ha acquistato di Valentina, dove trasforma, lavora il miele. E mi piace essere qui perché questo stabile rappresenta una sorta di requaresità vissuta e che Valentina adesso interpreta a modo suo lavorando con il miele. E credo che questo sia anche l'emblema di una sua rinascita, chiamiamola così, la sua voglia di affrontare questa nuova vita qui in Italia, qui a Requaro, passando anche dei momenti non facili sicuramente, ma che le hanno lasciato dentro delle sensazioni che l'hanno fatto affrontare la vita veramente con grande forza. Qual è la magia del mondo delle api? Che cosa ti dà, Valentina? A me mi riempiono. Ogni volta che mi sento vuota dentro, mi basta andare a trovarle, e vederle, capire che hanno questo problema, capire che va benissimo, sempre mettersi in gioco, a capire cosa devi fare perché loro stiano bene, a me aiuta tanto, perché mi riempie, mi fanno sentire utile, faccio qualcosa di utile al di fuori della famiglia, e per me conta tanto. Come vivi questa situazione generale in cui le api, come da più parti viene purtroppo ribadito, sono a rischio, stanno soffrendo le api nel mondo? Un apicoltore si appassiona per le api, soffre insieme con loro, perché se la stagione parte male, ultimamente il cambiamento climatico gioca un ruolo importante, ma non solo nel mondo apistico, anche nel mondo, per tutto quello che riguarda agricoltura, per tutto quello che comunque il campo produce. Se la stagione va bene e d'inverno mi fa un bel inverno come deve essere fatto, e parte in primavera con la sua bella fioritura, come deve essere fatta la primavera, va bene per tutti, va bene per l'agricoltore, va bene per l'apicoltore, si lavora meno, si lavora meglio e hai molto più soddisfazioni. Se invece d'inverno mi fa la mezza primavera e la primavera mi fa l'inverno che non ha fatto, e tutto soffre, il campo, la pianta, tutto, perché non si sviluppa come deve svilupparsi, perché è tutto un rallentamento delle cose. Se l'ape che deve uscire fuori a impollinare trova brutto tempo, come è stato anche tra l'altro anche quest'anno, no? Si è messo a piovere a fine febbraio e ha smesso a fine giugno. Per l'apicoltore il periodo migliore è questo, da marzo a fine giugno, al massimo a metà luglio, quando a Requaro si fa anche il castagno, e settembre, però il settembre è quella chicca che riesci a raccogliere come l'edera, però non è quella produzione che ti dà quella possibilità di mantenere, per modo di dire, te e lavorare serenamente. Quella che vedete qui è la scenografia con la quale Valentina si è presentata all'ultima chiamata di marzo, allestendo una sala proprio in centro paese in cui ha esposto di fatto la sua passione, non soltanto il miele, ma anche le erbe spontanee, con le quali ricava oli, unguenti e altri preparati per uso personale, frutto di una competenza che ha maturato soprattutto in Romania, ma che continua a portare avanti anche oggi. Una competenza che adesso si è sviluppata anche nell'ambito apistico qui a Requaro. E poi c'è la cera. Certo, allora una volta fatta la lavorazione del telaino, c'è questa cera, no? Che è cera da opercolo, che è ancora piena di miele. Ovviamente certo, va lasciata che si scola, o va torciata subito, o se no si lascia dentro, in modo che lei piano piano scola, si tira via
si mette da parte e quando il tempo permette deve essere comunque abbastanza freddo, in modo che le api sono Certo. dentro, perché sentono subito il profumo della cera e tutto quanto. Di solito questo lavoro si fa d'inverno e fuori. Questa è già stata Questa è già tocciata? stata tocciata, è sempre una cera da opercolo Mhm. e adesso ti faccio vedere come si lavora. Si mette dentro nell'acqua calda, una volta messo nell'acqua calda, Per quanto tempo? è una lavorazione che va fatta, va schiumata. Quando è schiumata va messa dentro un altro recipiente con acqua caldina in modo che poi lei si rapprenda. Una volta rappresa si rilavora 2 o 3 volte così, in modo da avere una cera pulita. Una volta che la cera è pulita, è stata raffinata, va raffreddata. Dopo, una volta raffreddata, va tagliata, sminuzzata, inserita dentro in modo che poi si ritorna allo stato liquido e poi si passa a fare le candele. Lo usi per fare unguenti, lo usi per dare cera ai mobili, ai pavimenti, ovviamente modificandolo ancora, dipende da quello che vuoi fare con la cera. Le candele fatte con la cera d'api naturale hanno qualche prerogativa in più? E diciamo che una volta, anche per quanto riguarda, sai che una volta la gente era molto più credente. E non so se ti ricordi, in chiesa una volta non esistevano le candelette che si accendono adesso, Certo. esisteva proprio la candela fatta con cera d'ape. Anche perché doveva essere anche qualcosa offerto a Dio, perciò dovevi offrire qualcosa fatto con le tue mani. Chi era un agricoltore offriva magari Certo. il raccolto della terra, chi era un apicoltore offriva la cera per le candele e poi la candela veniva usata anche come fonte di illuminazione in casa. Questo ha ancora un valore per te, fare le cose a mano così? Sì, mi ricordo il mio passato, nel senso che quando andavo dai miei nonni in campagna, loro avevano questo piccolo altare, se si può dire così, e avevano questa candela fatta di cera da un apicoltore della zona e loro la accendevano in momenti particolari perché proprio doveva essere accesa questa candela. Adesso non so di preciso proprio tutto il percorso, però so che la mia nonna, soprattutto la domenica, quando tornava dalla messa, lei si accendeva questa Madonna con questa candeletta e cominciava a fare le sue preghiere, insomma, sai com'era una volta. Ascolta Valentina, tu hai un'azienda agricola, hai anche una società per conto tuo, hai studiato, hai conquistato tutti i tuoi titoli, non ti bastava una casa e una famiglia? A me no. Cioè, chi si accontenta anche, ma non è un discorso di accontentarsi o no, è sentirsi appagato di quello che fai. Io non voglio che la mia vita passa, io la guardo come passo, io devo andare avanti con lei, cioè quando sarà il momento, vabbè, è troppo in avanti per me, però io voglio vedere che quello che sto facendo mi dà il frutto di quello che faccio. Io sono fatta così, non posso aspettare sia nei momenti brutti che nei momenti belli, devo sempre trovare qualcosa di bello. C'è un pensiero anche ai figli quando lavori? Sì, io vorrei che loro prendessero sul serio il lavoro, perché il lavoro è quello che dà dignità a una persona. E questo ragazzi è uno dei momenti più emozionanti che si possono vivere quando si ha a che fare con persone come Valentina. Questo è il teleino appena estratto dall'alveare, con il miele ancora caldo perché dentro la casetta dell'api la temperatura è elevata. E quindi possiamo assaggiare, mamma mia. Io l'ho assaggiato già, però lo riassaggio. Perché è troppo buono. Volevo far vedere il colore, guardate che colore ragazzi, questo oro, questo colore ambrato. Fantastico, un sapore insuperabile. Se passate da Requaro, fermatevi alla Rosa Spina, da Valentina. Non vi porterà negli alveari ad assaggiare dal teleino perché ormai le minature sono finite, ma il miele c'è, vero? Il miele c'è, il miele c'è, di ottima qualità. No, perché lo dico io, perché veramente i miei amici me lo dicono. Facciamolo vedere bene sul teleino. Ragazzi, ci vediamo alla prossima cantierata. Intanto finiamo il teleino. No, scherzo. Anche no. Scherzo.